6 milioni de euros, che è che costa in mediano di produrre film d'animazione in Francia. Da comparare, i film di fiction che costano in mediano 4,3 milioni e i documentari 600.000 euros, c'est-à-dire 10 cops meno. Ma più importante è l'animazione che sarebbe il florum dell'industria cinematografica francese di Wei. E verdad che ero? Che dobbiamo investigare in 4 minuti. Era Francia che splassò in première posizione europea e in terza posizione mondiale darre degli Stati Uniti e del Giappone da su che ei de las comandos de filmes d'animazione recebudos. In effetti, da 163 studiosi specializzati, quasi 8.000 impiegati formati in 75 scuole, entre le quali 4 splassano in top 15 mondiali, era Francia che produce filmes d'animazione de qualità e in buona quantità. E l'espertise francese in queste domani che Itan ha riconosciuto che quasi la metà degli apporti stranieri all'audiovisivo francese che si concentrano sull'animazione. Questi apporti stranieri che creano da Ulius 29% des costi totali di produzione. E il sviluppo di questa industria n'est pas senza conseguenze sull'impiego. Ad esempio, nel 2004 il numero di salariati ha pujat di 138%. Al contrario dei film di fiction, il pubblico dell'animazione francese n'est pas di maggiorità francese. Per esempio, è 2/3 delle entrate in sale di cinema che sono all'internazionale. E è l'animazione che è il formato audiovisivo francese più esportato e tutti stiamo in crescenza. In 10 anni, le vendite internazionali hanno più che doppiato. Da Ulius, più di 1/3 delle vendite internazionali dei programmi francesi che sono animazioni. I territori scrompados maies che sono l'Allemagna e l'Austria, e gli Stati Uniti, e la Cina, Hong Kong e Taiwan, e l'Italia e il Canada. Entre les succès plus récents que trouvons le Tour du monde en 80 jours, Astérix, le secret de la potion magique, et la production toulousaine Patty et la colère de Poséidon, mais també avec productions comme film d'animation franco-états-unien Arcane, inspiré des jeux vidéo League of Legends, che cumulait 38 milioni d'euros di visionaggi a cap della prima settimana di diffusione sunche. E era con produzione francese, giapponese e statunitense, Les Mignons 2, l'histoire de Gru, che batte meglio record in box office francese e statunitense. Per questa incoraggiante, ne cal pas tot desbrumba che la produzione audiovisiva francese rappresenta una parte petitona della consumazione mondiale. I programmi francesi di tutti i tipi e massos che rappresentano appena 0,2% delle entrate in sale di cinema in America del Nord e in Asia. E la questione che torna a tutti che non è la situazione in Oc. Che per poter duttare, ha visto des costi di produzione e la realizzazione originale in lingua minoritaria che è di Mauha. Due cortometraggi originali che sono tutti in corso di sviluppamento e che verranno butti in Oc alla sortita. La Mélodie des Brebis, di Nova Anima Production, che sarà també disponibile in basco, e Les Ricochets, tirati del gioco video Turdugno. Autaments che si trovano mantus film d'animazione dublati per contom e disponibili sulla piattaforma Ogbod, che vi lasciamo a visitare. I film d'animazione che sono dunque portados dei risultati inesperti dal cinema francese permus della qualità delle creazioni e del alto livello di competenze dei professionali. Més de 75 milions d'euros a export en 2020, que hem tutut heroin des 359 milions d'euros que è Disney. La Reine des Neiges 2 era solo settimana della sua sortita. E l'animazione che spodere dunque diglieu dise et florum dell'industria cinematografica francese de Wei, mais a visto generale de aquest sector completament dominat per gli Stati Uniti e il Giappone, n'abbiamo pas de quejades flambars.